La Regione del Veneto, insieme ad ARPAV, a Genio Civile e ai consorzi di bonifica, sta valutando le misure preventive che possono essere adottate per preservare le riserve idriche. Tra queste c'è il ricorso all'uso dell'acqua accumulata negli invasi montani. Di solito però questo si fa a luglio. Ecco che se non ci saranno precipitazioni significative nei prossimi giorni, ci sono gli avvisagli di una crisi idrica. Lancia l'allarme l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini. L'acqua nell'Adige e nel Bacchiglione scarseggia, l'utilizzo dei bacini montani è un'opzione che si sta valutando per tutelare anche le città di pianura come Padova, dove l'acqua del piovego è sfruttata per il raffreddamento del termovalorizzatore. Noi invitiamo i nostri agricoltori soprattutto a adoperare l'acqua in maniera parsimoniosa e di non sprecarla in maniera assoluta, perché non è detto che acqua ce ne sia per sempre in tutti i casi. Ecco, siamo alla possibilità di un razionamento. Sicuramente se va avanti in questa maniera nelle prossime settimane faremo delle turnazioni per quanto riguarda l'acqua. Non siamo ancora ai livelli idrici del 2022, l'anno della grande siccità, ma la direzione sembra questa. I consorzi nel breve termine cercano di trovare soluzioni. Ci sono delle azioni che stiamo facendo nel breve periodo, ovvero quelle di cercare di razionalizzare la poca risorsa che abbiamo, tenere efficientata la rete attraverso lo sfalcio dell'erba, per cui permettendo quella poca acqua che è nei canali, permettendo appunto un deflusso regolare senza impedimenti. È sul lungo termine però che si lavora, con oltre 200 milioni di progetti che permetterebbero di avere una gestione più efficiente di una risorsa così preziosa. Da Chioggia, dove si sta efficientando la rete irrigua, a Dolo nel Veneziano, dove è stata potenziata l'area umida ampliandone la grandezza. Sono molti i progetti in campo, come quello del bacino dei Colli Euganei. La stiamo progettando ed è stato anche parzialmente finanziato questo progetto, dove si andranno a realizzare degli invasi multiobiettivo, per cui invasi che servono alla laminazione delle piene, ma anche come stoccaggio di acqua ad uso irriguo, acqua appunto che ha una funzione ambientale, perché ci troviamo all'interno del Parco dei Colli Euganei, per cui consideriamo appunto l'ambiente in dove ci troviamo, e anche funzione antincendio.